Scende in piazza la destra, ma senza gli estremisti. Una ventina di esponenti vecchi e nuovi della FU Alleanza Nazionale, con bandiere tricolori, ha protestato per dire che 4 DPCM non aiutano quelle realtà economiche che invece stanno rischiando il collasso e che il governo va avanti in modo confuso, perfino nella colorazione delle aree Covid nazionali. Servono, e siamo qua a chiedere, l'eliminazione della tassazione, l'eliminazione di tributi e tasse per tutte le imprese che oggi sono in difficoltà e che rischiano di chiudere e non sopravvivere neanche dopo il Natale. Siamo qua a dire che serve assolutamente dei provvedimenti con ristori che non possono essere, perché dire che c'è il 150% di zero vuol dire sempre zero. Non stanno soffrendo solo quelli che rimangono chiusi, soffrono anche un sacco di altre categorie che vivono di indotto e vivono soprattutto di filiera. Io personalmente mi occupo di quella agroalimentare e i danni che le associazioni di categoria stimano sono assolutamente superiori ai miliardi che sono messi in questo DL Ristori, che poi sarà un DL Ristori 2, che tra l'altro seguirò personalmente perché arriverà in Senato, dove io sono in Commissione Bilancio, proprio lunedì.